C'è il pesce d'aprile e il pesce in barile, c'è il pesce in faccia e il pesce fuor d'acqua, c'è il pesce di nome Wanda e il beniamino dei piccoli, il pesciolino Nemo. Adesso, nell'acquario virtuale, c'è anche un nuovo pesce, il pesce Zaia. Mancava e all'uopo hanno provveduto i paleontologi di Verona, lesti a battezzare Zaiaictis postalensis, la nuova specie fossile scoperta nei giacimenti della Val d'Alpone. Lungo una ventina di centimetri, l'alter ego del luca mammifero presenta un muso schiacciato, una discreta dentatura e spine sul dorso. Somiglia a un piranha, ridacchia quel birbone dell'assessore regionale Cristiano Corazzari che alla delega della cultura abbina quella della pesca. Ma no, semmai ricorda il persico, corregge il geologo Roberto Zorzi, braccio e mente degli scavi che da 30 anni indagano i siti di Bolca, Monte Postale e Cava della Pesciara. L'idea di omaggiare il presidente della Regione Veneto è stata sua, Accademia delle Belle Arti e Soprintendenza Scaligere l'hanno condivisa con un sorriso a fior di labbra, perché l'insolito tributo è un riconoscimento al sostegno concreto che il Presidente fin dal suo insediamento ha garantito alla tutela e alla valorizzazione dell'area cenozoica, nonché al suo appoggio al progetto di candidatura a sito UNESCO della Val d'Alpone. Un riconoscimento, assicurano gli studiosi, giustificato dall'unicità mondiale del luogo con ben 290 specie catalogate, inclusi squali e razze, coccodrilli e meduse, calamari e anguille. I percorsi UNESCO sono molto lunghi, ma noi confidiamo nella qualità e nella forza di questa candidatura, dice Luca Zaia, che si è dichiarato sorpreso e onorato dall'omaggio degli scienziati. Ne ha ben donde, ad oggi nella Lega l'unico titolo ittico che si ricordi è infatti il Trota, affibbiato da Umberto Bossi al figlio scapestrato Renzo. Ben altre squame, quelle di Zaiactis, che giorno più, giorno meno, resiste impavido nella roccia calcarea da 50 milioni di anni, altro che terzo mandato. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 8 novembre 2023, la prima notizia del giorno riguarda il nuovo pesce fossile di nome Zaia. Una curiosità naturalmente, una notizia buffa, ma che forse può suscitare anche qualche riflessione sullo stato della democrazia in Veneto e in Italia, con questi tratti ormai da culto della personalità per un presidente di regione che è l'unico nel nostro paese ad essere già al terzo mandato grazie a una tardiva approvazione in Veneto della legge che limita a 2 il numero dei mandati anche per i presidenti di regione. Ora Zaia chiede il quarto mandato, spera in una riforma che dovrà essere fatta a livello nazionale, magari come contropartita alla riforma costituzionale sul presidenzialismo. Ma insomma, oggi si parla del pesce fossile che gli è stato dedicato. La notizia sui quotidiani del gruppo NEM, nell'articolo che vi ho letto poco fa, ma anche su tutti gli altri quotidiani locali, del Corriere del Veneto, i fossili di Bolca candidati UNESCO, questa sarebbe poi la vera notizia. Uno avrà il nome del governatore, il geologo, la nuova specie si chiamerà Zaiaictis postalensis. Il sito è quello di Bolca in Val d'Alpone, nella zona orientale della Lessinia, dove ci sono molti giacimenti studiati da secoli dai paleontologi per via dell'abbondanza e della varietà dei fossili che vi si rinvengono. Vediamo il gazzettino: un pesce di 50 milioni di anni fa di nome Zaia. Il titolo è molto più diretto. Proseguiamo allora con la rassegna stampa di oggi, con una notizia invece che riguarda la sanità pubblica in crisi, 20.000 firme in regione e i medici scioperano. Siamo sul Corriere del Veneto, l'articolo è di Michela Nicolussi Moro. La CGIL chiede 18.500 assunzioni, il nodo stipendi e pensioni. Ivan Bernini, segretario regionale della funzione pubblica CGIL, chiede alle ULS di prendere il personale dalle graduatorie subito, senza aspettare il 2024.
Giovanni Leoni, segretario di Cimo Veneto, spiega che l'astensione dal lavoro è una scelta amara e difficile, ma i cittadini ci capiranno. Aggiunge: la fotografia. Il Veneto è la 15ª regione in Italia per la paga degli infermieri, quinta invece per quella ai medici. La notizia anche sui quotidiani del gruppo NEM. Sanità ed enti locali, 3 su 10 over 55. I sindacati chiedono quindi un piano straordinario di assunzioni. La CGIL consegna 20.000 firme in consiglio regionale, poi l'incontro a Palazzo Balbi con gli assessori Lanzarin e Calzavara, assessori rispettivamente alla sanità, al sociale e al bilancio. Voltiamo pagina, ora torniamo invece sul Corriere del Veneto. C'è uno studio della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, secondo il quale in Veneto ci sono 2000 novantenni in più all'anno. Si vive bene nel Veneto, così come in Trentino Alto Adige, regioni nelle quali l'aspettativa di vita è la più alta d'Italia, 81 anni per gli uomini e 85 per le donne nel Veneto. Non a caso la nostra regione conta quasi 2000 novantenni in più all'anno, sono 67.000 con 1570 centenari, mentre gli over 65 sono 1,5 milioni, 600.000 di questi soffrono di 2 o più malattie croniche. Questo è il rovescio della medaglia, naturalmente, una popolazione sempre più anziana e di conseguenza sempre più fragile e colpita da problemi di salute che dalla cronicità spesso portano all'autosufficienza. L'articolo è di Michela Nicolussimoro anche in questo caso. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi e anzi andiamo a concluderla con due notizie flash. La prima riguarda le trivellazioni in Alto Adriatico. Veneto, gli esperti bocciano le trivelle. I consulenti della regione dicono no all'ipotesi di estrarre idrocarburi dai giacimenti davanti al litorale del Polesine. L'articolo è di Alda Vanzan per il Gazzettino di oggi. 10 pagine di studio degli esperti appunto nominati dalla regione per stoppare nuove concessioni in Alto Adriatico, non esclusi effetti significativi su ambiente marino e costiero. Zaia sarebbe pronto a sostenere il dossier scientifico antiperforazioni e bloccare quindi il decreto energia, ma questa è per ora soltanto un'ipotesi. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo la notizia anche sui quotidiani del gruppo NEM: i fronti aperti tra regione e governo e scontro tra i tecnici veneti e romani sulle trivellazioni nell'Alto Adriatico. Le due commissioni hanno prodotto relazioni dal contenuto opposto. Dagli esperti ministeriali il via libera alle estrazioni. In caso di ok definitivo alla ricerca di gas, il presidente Zaia è pronto a dare battaglia per evitare il rischio subsidenza. Leggiamo anche qui nell'articolo di Laura Berlinghieri. La bozza del decreto legge energia prevede le trivellazioni di fronte al Polesine, previo via libera di un comitato ad hoc. Quindi appunto terremo monitorata anche questa vicenda. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con l'ultima notizia che riguarda uno scontro sulle nomine effettuate dal Consiglio regionale. Si parla di Veneto Sviluppo, una delle società della Regione Veneto. Il CDA è tutto al maschile. In Consiglio regionale scoppia il caso quote rosa. La maggioranza in aula ha votato 2 uomini, naturalmente anche la minoranza. Spagna e Zin per la maggioranza, Eberle per la minoranza. La presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico Vanessa Camani dice: siamo di fronte a un atto illegittimo, valutiamo il ricorso. Il capogruppo della Lega Villanova si difende: premiato il merito, speriamo in 2 nuove nomine di donne. Per oggi nel frattempo è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.